Russo, la Fondazione Milano Cortina 2026 propone un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Intanto è marcia indietro sul rincaro che aveva fatto scoppiare il caso. Torna la tariffa ordinaria. Cresce il fenomeno delle baby gang, in aumento anche maltrattamenti in famiglia e minori con disturbi psichici. L'allarme lanciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. 53enne agente di commercio vicentino arrestato dai carabinieri. L'accusa pesantissima: avrebbe violentato una sedicenne conosciuta in una chat. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 38enne di Bibione che perseguitava l'ex compagna pedinandola e arrivando a scriverle oltre 200 sms in una notte. La donna più volte minacciata di morte. Controlli in 2 asili di Noventa Vicentina dopo le criticità emerse nell'analisi di alcune tubazioni, registrati valori che potrebbero favorire il formarsi della legionella. Centrodestra di ieri e di oggi, ma anche volti del centro-sinistra. Nel Padovano il tradizionale ritrovo trasversale della politica veneta, dai commenti caustici alle alleanze nate tra un piatto e l'altro. Al via l'edizione 2026 del Carnevale di Venezia dedicato alle Olimpiadi. A sorpresa stamane l'acqua alta in piazza San Marco, zone rosse e task force di agenti per garantire la sicurezza. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Dunque, Fondazione Milano Cortina 2026 ha proposto un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Cortina al bambino di 11 anni che martedì scorso è stato fatto scendere sotto la neve dal bus che doveva riportarlo a casa da scuola. La famiglia del bambino avrebbe accettato la proposta con entusiasmo. Intanto è marcia indietro sul rincaro del biglietto del bus Calalzo Cortina, quei 10 euro che avevano fatto scoppiare il caso. Torna dunque la tariffa ordinaria da 2,50 euro per residenti e pendolari. La decisione del presidente della provincia Padrin. Oggi io ho fatto un atto del Presidente condiviso con l'ente di governo e con tutti gli altri enti affinché si potesse ripristinare per i residenti e i pendolari la bigliettazione, il ticket di viaggio che prima del ticket olimpico veniva applicato e quindi la fascia chilometrica. Dopo il caso del bambino che non aveva il biglietto necessario e le polemiche che ne sono scaturite, sono quindi cambiate nuovamente le tariffe sulle corriere della linea 30. Questa linea è stata potenziata con dei pullman ogni mezz'ora. Un potenziamento ha dei costi e dei costi in parte sono stati inseriti in tariffazione. In proposito è stato annunciato da Assoutenti un esposto avente come oggetto proprio gli aumenti dei biglietti in vista delle Olimpiadi invernali, destinatari le autorità di regolarizzazione dei trasporti e l'antitrust. La vicenda ha portato anche a un altro esposto presentato in procura dal Codacons, che chiede di indagare anche su responsabilità delle aziende di trasporto e sull'operato degli enti locali. Intanto sono arrivate le scuse di Salvatore Russotto, 61 anni, l'autista reo di non aver fatto salire un bimbo di 11 anni sulla corriera che guidava e per questo sospeso dalle aziende di trasporto. Ne hanno scritto e parlato veramente, forse anche troppo, di una vicenda che però va condannata sotto tutti i punti di vista. Oggi ho letto anche le scuse dell'autista, penso che sia quello che è accaduto è qualcosa di increscioso che non dovrà mai più verificarsi, perché non possiamo permettere a un bambino così piccolo di essere lasciato da solo, al di là anche di farlo scendere dall'autobus. Non è neanche concepibile questo, al di là poi dei 6 chilometri che si è fatto a piedi sotto la neve. Quindi questa è una condanna che ovviamente tutti hanno fatto e io non posso che condividerla. Cresce il fenomeno delle baby gang, in aumento anche maltrattamenti in famiglia e minori con disturbi psichici. L'allarme è lanciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. È stato notato un rilevante aumento delle richieste di rinvio a giudizio in relazione a gravi reati contro la persona, anche per 2 omicidi, il patrimonio e o concernenti gli stupefacenti, commessi da giovani anche appartenenti alle cosiddette baby gang, che agiscono spesso ai danni di coetanei. Si tratta di un fenomeno allarmante e diffuso pressoché sull'intero territorio del distretto. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Tribunale a Venezia, la Presidente reggente della Corte d'Appello, nel parlare del Tribunale dei Minori, ha espresso preoccupazione per la crescita del fenomeno delle baby gang, ma non è l'unico aspetto a preoccupare. È il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozione internazionale.
Inoltre nei procedimenti penali è in crescita il numero di imputati che presentano problematiche legate a disturbi psichici o alle dipendenze, ciò che richiede un intervento urgente e non più procrastinabile per l'apertura di comunità sanitarie per minori. Un fenomeno su cui la Regione si sta già attivando. È importante cominciare a sviluppare una giustizia che sia sempre di più targetizzata. Proprio su questo tema abbiamo sviluppato e abbiamo in cantiere l'iniziativa della comunità ad alta integrazione sanitaria per i minori. Per rispondere a questo fenomeno c'è bisogno di risposte concrete e soprattutto risposte che tengano conto di questa evoluzione. La società cambia, il crimine cambia, le tendenze anche del crimine cambiano e c'è bisogno di dare risposte che sanno tener conto di questi cambiamenti. Ma se il fenomeno delle baby gang è in crescita, la presenza della criminalità organizzata sul territorio veneto è costante, ha evidenziato il procuratore generale di Venezia. La presenza del fenomeno della criminalità organizzata di cui l'articolo 416 bis codice penale. Le indagini svolte e le sentenze restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione delle province di Padova, Venezia, Verona e di misura minore di Vicenza. La spartizione territoriale vede dominante la criminalità calabrese 'ndranghetisca, Cosca, Grande, Aracri, Gerace e Albanesi nelle province di Padova, Verona e Vicenza, mentre il fenomeno camorristico interessa la parte orientale della provincia di Venezia. Ancora presente, ha aggiunto poi, nel centro storico il fenomeno criminoso che si estrinseca nelle estorsioni alle imprese di trasporto riferibile alla cosiddetta mala del tronchetto. Ma la cerimonia dell'anno giudiziario è stata anche l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza d'organico e non solo, e fare infine un appunto sulla riforma della giustizia. Siamo diventati il fanalino di coda. Una volta era un onore lavorare in tribunale alla Procura della Repubblica, adesso è diventato, diciamo, il luogo di rifugio di coloro che scappano anche dalla regione, dagli ospedali dove facevano gli inservienti, non sanno nemmeno accendere un computer, le nostre piante organiche così, fatto un bel maquillage, no? Sembra che ci sia minor vacanza di organico e invece semplicemente è coperto con persone non formate, quindi ci obbligano, evviva la digitalizzazione della giustizia, ma non ci date i computer, non ci date la rete, non ci date il personale specializzato e formato. La separazione delle carriere, l'istituzione di un doppio consiglio della magistratura e l'istituzione dell'alta corte, oltre che comportare dei costi molto impegnativi per lo Stato, non apporterà nessun beneficio all'amministrazione della giustizia, cioè non incide sull'efficienza. L'inaugurazione dell'anno giudiziario è stata l'occasione per affrontare il tema del sovraffollamento e dei suicidi nelle carceri del territorio. Non sono fenomeni semplici, vanno combattuti ovviamente con un'azione congiunta e in questo ringrazio anche qui la Regione Veneto che è assolutamente disponibile, il rapporto ovviamente tra amministrazione penitenziaria da un lato a tutti i livelli e Regione deve proseguire perché il servizio sanitario è importante, il servizio di assistenza, il servizio socio-psichiatrico anche è fondamentale. Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, il sottosegretario alla giustizia Ostellari ha affrontato il tema dei suicidi in carcere, l'ultimo avvenuto a Padova. Un fenomeno che non si arresta e su cui ha puntato il dito anche il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Bortoluzzi. Non intendo sottrarmi all'obbligo e al diritto di denunciare la barbarie della situazione carceraria in Italia. Ma la situazione dei detenuti e delle detenute non può e non deve essere affrontata con calma e con lentezza. Il numero dei suicidi non è più tollerabile, non è degno di un paese che vuole essere civile. Quello che non voglio è che i suicidi risolvano il problema del sovraffollamento. Ostellari ha poi ribadito l'importanza del lavoro per reintegrare i detenuti. Il lavoro consente davvero di abbattere la recidiva, di tranquillizzare tutti. Una volta imparato un mestiere, quando esci, per il 98% dei casi non delinqui più. E credo che questo sia il grande obiettivo che dobbiamo raggiungere. Parlando infine della riforma della giustizia, il sottosegretario ha dichiarato: la necessità di affrontare un dibattito che
rischia di diventare solo uno scontro tra di noi. Invece la finalità è quella di parlare ai cittadini. E parlare ai cittadini significa ovviamente spiegare ai cittadini, però spiegare ai cittadini la verità, non le bugie che abbiamo sentito non qui oggi, ma fuori da qualche altra parte, in qualche contesto. Quindi anche chi fa legittima battaglia per il no, va bene, lo faccia, ma non si può lamentare se poi qualcuno sottolinea le bugie. Ecco, le bugie non vanno bene. 53enne di Arcugnano arrestato per violenza sessuale, lui respinge con forza le accuse. Avrebbe approfittato della fragilità e della fiducia di una minorenne della zona di Pistoia per instaurare con lei un rapporto che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformato in una serie di abusi sessuali. Con questa ipotesi i carabinieri hanno arrestato un agente di commercio di 53 anni, residente ad Arcugnano, ora sottoposto agli arresti domiciliari. I fatti risalirebbero allo scorso inverno. La ragazza, sedicenne, avrebbe conosciuto l'uomo tramite una chat online. Da lì sarebbero iniziati i contatti, prima virtuali e poi di persona. Secondo quanto ricostruito dai militari, gli incontri sarebbero avvenuti in più occasioni, tra dicembre e l'inizio di gennaio di quest'anno, anche approfittando delle vacanze natalizie. A far emergere la vicenda sarebbero state le confidenze della giovane, che si è rivolta ai familiari. Da qui è partita la segnalazione alle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini, coordinata dalla Procura di Pistoia. I carabinieri hanno raccolto testimonianze, messaggi ed altri elementi utili a ricostruire il rapporto tra i due. Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori avrebbero trovato anche materiale e sostanze ora al vaglio degli inquirenti, elementi che, afferma l'accusa, hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio. Il GIP ha ordinato che l'uomo sia posto ai domiciliari in attesa degli sviluppi delle indagini. L'uomo respinge le accuse e sostiene di poter provare l'infondatezza delle accuse. 200 messaggi in una notte, pedinamenti, minacce di morte all'ex compagna, braccialetto elettronico per un 38enne veneziano. È arrivato a inviare all'ex compagna anche 200 messaggi in una sola notte, il 38enne di San Michele al Tagliamento, a cui il Tribunale di Pordenone ha ora imposto non solo di non avvicinarsi alla donna, ma anche di indossare il braccialetto elettronico. A eseguire l'ordinanza di misura cautelare sono stati i carabinieri di Bibione su delega del GIP di Pordenone, che nei confronti dell'uomo ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima delle continue persecuzioni. E così pure il divieto di comunicazione in qualsiasi forma, oltre, come detto, all'applicazione del braccialetto elettronico per verificare l'effettivo rispetto delle misure contenute nell'ordinanza. Il 38enne era già stato raggiunto da un ammonimento del questore per stalking, ma questo non l'ha dissuaso dal perseguitare la donna. Centinaia di messaggi e telefonate, pedinamenti, minacce di morte, tanto che a ottobre era scattata la denuncia. I successivi accertamenti hanno permesso di documentare l'escalation di atti persecutori dal dicembre 2024 a oggi. Da qui l'aggravamento dei provvedimenti a carico dell'uomo. Legionella, controlli precauzionali in 2 scuole dell'infanzia di Noventa Vicentina. Nell'ambito delle periodiche verifiche effettuate su tutti gli edifici scolastici riguardanti le tubazioni e la rete idrica, sono state segnalate alcune criticità in 2 scuole dell'infanzia di Noventa Vicentina, la 2 Giugno e la Papa Giovanni XXIII. In particolare sarebbero emersi valori relativi ad alcuni parametri in specifiche tubazioni che potrebbero favorire il formarsi di legionella. È quanto si legge dalla comunicazione diffusa dal Comune e dalla dirigenza scolastica del comprensivo Fogazzaro, che precisano e rassicurano che tali rilievi non indicano la presenza del batterio, ma rappresentano esclusivamente una potenziale condizione di rischio. Non ci sono contaminazioni, quindi voglio rassicurare subito, immediatamente, sia il personale scolastico, sia che tutte le famiglie, ovviamente con i bimbi che sono lì nella scuola materna di 2 Giugno e
Papa Giovanni XXIII di Saline. Tanto chiariamo, la scuola non è stata chiusa, lunedì ci saranno regolari lezioni e tutto quanto è nella norma. I controlli che sono fatti a tutti quanti gli edifici comunali riguardano ovviamente le tubazioni e la parte esterna che potrebbe anche essere, diciamo così, compromessa a volte da agenti esterni. Mi hanno detto che non c'è nessun contagio, ma alcuni valori che potevano dare, diciamo così, un'ipotesi di focolaio di legionella erano stati rilevati in queste due scuole e non nelle altre. Pertanto è stato attivato un protocollo di sicurezza e adottate le necessarie misure di precauzione, fa sapere l'amministrazione. A ulteriore garanzia, nei prossimi giorni verranno effettuate analisi di approfondimento. In quelle due scuole lì abbiamo ritenuto opportuno fin da ieri, appena comunicati i dati, intervenire col protocollo indicato ovviamente dall'ufficio igiene dell'ULSS e avvisando immediatamente anche l'ente gestore della rete idrica che è Viacqua. Quindi hanno fatto già un intervento di pulizia, è già stato praticamente accertato che non c'è nessun tipo di contagio. Tra l'altro fortunatamente entrambe le scuole recentemente hanno fatto dei lavori importanti anche a tutto quanto l'impianto idrico ed è dotato di filtri antibatterici, quindi siamo anche ulteriormente rassicurati da queste forme, diciamo così, di tutela. Abbiamo già avvisato una ditta specializzata che farà la pulizia totale di tutto l'impianto e faranno un ulteriore accertamento nella mattinata di lunedì. Centrodestra di ieri e di oggi, ma anche volti del centro-sinistra nel Padovano, il tradizionale ritrovo trasversale della politica veneta. Giuro che non mi ero accorto, non avevo pensato di questo, cosa posso disporre? Che non me ne frega niente. Il tocco frizzante alla giornata, anche se detto con fare sornione, lo mette Giancarlo Galan al suo arrivo. Tabaro nero, sorriso smagliante, cerca di non commentare, ma poi lui, che è il passato remoto di Palazzo Balbi, sgancia il suo giudizio sul passato prossimo e sul presente della regione. Se lei mi chiede se vedo una differenza fra Cindy Crawford e Elle Macpherson, ecco, posso parlare a lungo perché sono cose interessanti, belle da vedere. Qui cosa vuol che mi interessi? Non ho votato. Non ha votato la regionale? Se avessi votato... No, non ho votato per quello, perché non... avrei dato un voto a Bui perché mi è simpatico. L'ex Doge è tra i protagonisti della 32esima edizione della Magna Porcazio, l'appuntamento annuale organizzato in un ristorante di Campo San Martino dall'ex presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Posso dire che abbiamo il numero legale tra scaduti o vecchi e nuovi consiglieri regionali, possiamo fare un consiglio regionale perché abbiamo già raggiunto e superato il numero legale. Anni di politica bipartisan riuniti attorno ad un tavolo per omaggiare la tradizione contadina del maiale. Si sa che il cibo unisce e il convivio contribuisce a tracciare nuove alleanze e rafforzare vecchie amicizie al di là degli schieramenti politici. Ma la parte da leone la fanno ancora una volta i protagonisti di un passato che sembra lontano ma che ancora dice la sua sugli equilibri del centrodestra e nemmeno velatamente risparmia fondi alla razzaia appena conclusa. Galan, seduto allo stesso tavolo, ritrova il suo ex assessore Renato Chisso, pronto a benedire il nuovo governatore Alberto Stefani. È un libro bianco dove si può scrivere di tutto, bellissimo, bellissima. È una liberazione. È una liberazione da 15 anni di imperio. E Stefani e tutta la squadra sono persone importanti che possono riprendere il cammino del Veneto, far sì che il Veneto riprenda il cammino. Tra un riso al tastasale e un assaggio di Martondè, inevitabili amarcord che vanno da destra a sinistra. Qui si mischiano i partiti, le idee politiche, ma quello è il bello, cioè che si discute anche fra, diciamo, chi ha idee diverse e si cerca di lavorare per il bene collettivo della gente. Dal comunista Pette No all'europarlamentare della Lega Toni Darè, seduto vicino Roberto Marcato, arrivano i neoassessori regionali Elisa Venturini e Dario Bond. Il clima è sempre bello, sempre lo stesso, ci si ritrova in un momento dove in qualche maniera si fa festa, ma nello stesso tempo c'è tanta solidarietà sotto e quindi la voglia comunque di poter contribuire. Tanta tradizione, c'è tanta cultura veneta, c'è tanta voglia di stare insieme e c'è anche un buon mangiare veneto ed è una sorta di tributo all'agricoltura della nostra grande regione. Sfilano consiglieri regionali, provinciali, sindaci,
nutrita la presenza dei leghisti. Si vede Enoch Soranzo per Fratelli d'Italia, Mirko Patron per Forza Italia. Mancano i big Flavio Tosi e Luca De Carlo. Tra battute e pacche sulle spalle, il tempo per la beneficenza con il ricavato della giornata devoluto alla città della Speranza. E tanti politici veneti lo avete visto presenti alla Magna Porcazio, tra goliardia e battute, anche riflessioni sul futuro della politica. La bocca piena. Spero che si mangi e basta, visto che ho già parlato anche troppo anche negli ultimi giorni, quindi oggi mi prendo una pausa culinaria e ringrazio Valdo per l'invito. Penso ci sia la massima consapevolezza che far politica e avere le idee e forse averle chiare è un po' difficile, quindi noi siamo qua per schiarirle magari a qualcun altro. Goliardia tra leghisti ed ex leghisti. Roberto Marcato, Maurizio Conte, Luciano Sandonà, ospiti della Magna Porcazio, sembrano dimenticare i pensieri e la fase storica che sta attraversando il Carroccio, tutti insieme allo stesso tavolo con un altro ex leghista, Gian Antonio Darè, che viste le recenti vicende del generale Vannacci si sente un po' un profeta inascoltato. Portare a destra un movimento come la Lega secondo me era sbagliato, mi pare che i tempi mi stiano dando ragione. Nemo profeta in patria. È una soddisfazione, ma è una cattiva soddisfazione, perché si poteva fare meglio subito, non ha portato niente, anzi adesso andrà a pescare nel bacino della Lega per fare una sua rete, diciamo, organizzativa sul territorio nazionale, e noi gli abbiamo dato l'occasione per farlo. Molti anche i sindaci leghisti presenti e arrivati da tutta la regione. È l'occasione per vedere tanti ex colleghi, ma anche colleghi attuali, sindaci, amministratori del Veneto, quindi è un momento di ritrovo che non serve solamente per scambiarci le idee o confrontarci su vari temi politici, ma anche per un ritrovo tra amici dopo aver vissuto un periodo intenso all'interno del Consiglio regionale. Diventa innanzitutto un momento conviviale per ritrovarsi, poi in fondo, al di là dello schieramento, dell'appartenenza, lavoriamo tutti per il bene del territorio e quindi non c'è meglio occasione. La compagine del leghista di sicuro la più nutrita, seguita da Forza Italia, meno i volti di Fratelli d'Italia rispetto alle precedenti edizioni della Magna Porcazio. Non manca nemmeno l'ala degli indipendentisti veneti. Sono indefessamente impegnato sul mio punto, quindi non mollo. Adesso, per aggirare una sentenza inconsulta, e non a caso dico così, della Corte Costituzionale, ho lanciato un'idea che ha destabilizzato e destabilizzerà non solo il Veneto, nel senso della politica veneta, ma anche Roma, con la fusione del Veneto e Friuli, e la porteremo al risultato. Cambiamo argomento. Il Carnevale di Venezia ha preso ufficialmente il via dal palco di Piazza San Marco, allestito sul tema delle Olimpiadi, motivo conduttore di questa edizione. Domani è previsto il corteo acqueo con lo scoppio della Pantegana davanti al Ponte di Rialto. A salutare l'arrivo del Carnevale 2026 in Piazza San Marco, nel corso della mattinata ha fatto capolino anche un po' di acqua alta, ospite in questo caso discreto e sicuramente suggestivo per aggiungere un tocco di venezianità ad una festa che, oltre ad essere nota nel mondo, è tra le più partecipate in città. Sono le 11 e il palco sta ospitando lo spettacolo Olimpo in musica, rendendo omaggio al tema che caratterizza l'edizione di quest'anno. Benché il Carnevale sia diffuso su tutto il territorio comunale, è qui a San Marco che si trova il cuore della festa, ed è qui che da subito sono apparse le prime maschere, quelle di chi al Carnevale si prepara da tempo. Di dove siete? Allora, sono di Ucraina, ma abitiamo a Genova. È la prima volta a Venezia? No, terza volta. Volta. Significa che vi piace molto se tornate sempre? Sì, molto, sì. È un divertimento della nostra natura. Ma che cosa hai vestito? La falena. Come? La falena. La falena? Non si vede. Di dov'è lei? Sono qua, sono veneto. Di Requaro Terme. Quanto tempo che ci ha messo a preparare questo costume? Abbastanza, abbiamo iniziato quest'estate. Dove siete? Toscane, provincia di Livorno. È la prima volta che venite a Venezia? No, l'anno passato sono venuta. Quindi vuol dire che vi è piaciuto molto, siete tornati? Molto. Davanti al palco si comincia da presto a fare la fila per il primo ballo di piazza, Bridgerton, intitolato ai romanzi che a loro volta hanno ispirato una serie televisiva ambientata nell'Inghilterra del primo Ottocento. Quante volte è già stata al Carnevale di Venezia? Praticamente ogni anno. Come mai? Cos'è che le piace? Mi piace la città, che è sempre un sogno, mi piace la gente, come si anima, e soprattutto mi piace il Carnevale. Da dove viene? Io da Bergamo. E come si è vestita?
Ma una dama dell'Ottocento. Come le è venuta questa? È la prima volta che viene qui? La seconda, l'anno scorso avevo portato un altro abito, questa ho voluto cambiare un po'. Cosa è vestito? In realtà è un costume tipico veneziano, creato da, come dire, tanta fantasia e tanto lavoro fatto a mano. Quindi l'ha creato lei? Non proprio io direttamente, ma con l'aiuto e l'ausilio di diverse persone che si occupano, ecco, di tutti i dettagli tra la sartoria, ricamo, eccetera. Domenica il programma prevede uno degli appuntamenti più amati e simbolici del Carnevale, il suggestivo corteo acqueo sul Canal Grande e l'attesissimo scoppio della Pantegana davanti al ponte di Rialto. Con queste immagini chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Ora, come sempre, la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.